arrivati alla fine di questa esperienza e i ragazzini sono stati sottoposti a vari stimoli, da quelli linguistici sicuramente, ma hanno cantato a squarciagola, hanno ballato, hanno provato a drammatizzare in lingua inglese, hanno anche comunque affinato delle capacità di lavoro in squadra. Ho visto che da spazzatura poteva nascere un Colosseo, un grattacielo, un aeroplano. Io penso che tante esperienze avete avuto l'opportunità di condividere con noi grazie a Fontana Olimpo. Se siete andati sul sito, siamo qui, proprio i bambini vi faranno vedere la storia di Pinocchio interpretata da loro. Naturalmente le nostre due assistenti, naturalmente anche i 6 helper che anche quest'anno sono stati all'altezza della situazione. Naturalmente ringraziamo la nostra scuola, la nostra dirigente che ci ha dato l'opportunità di fare questa esperienza e l'amministrazione di Fontana. Buonasera, sono Francesco del Fontana Info e volevo ringraziare inizialmente Elena che con puntualità ci ha sempre aggiornato e anche Camilla e Diego. Per noi del Fontana Info avere persone che capiscono al volo l'opportunità che gli diamo ci fa piacere, quindi grazie Elena. Questi ultimi 10 giorni sono stati di fuoco, di gas, perché nel momento in cui è partito quel problema, noi c'eravamo, dopo mezz'ora avevamo pubblicato la notizia e questo grazie anche alla collaborazione con la protezione civile abbiamo aggiornato tutti nel miglior modo possibile con gli strumenti che abbiamo. Abbiamo potuto poi anche seguire Comenius, gli insegnanti sono andati in Romania a portare la loro esperienza fatta nelle scuole. Buona continuazione. Siamo Pinocchio e cominciamo piccoli, partiamo dai piccoli verso i grandi. I am superhero. I have wooden legs for Pinocchio. Hello, I am Rapunzel. I am a princess. I have wooden feet. What are they doing? They are mounting a fountain. Hello, I'm Rachel. I have the yellow group and the pixies. That's age group 6 to 7. And here are your portfolios. I'm from Minnesota, United States of America, and it was my privilege to teach. The Multicolored Lions is our class name. Next morning, when Geppetto woke up, he heard somebody calling him. Papa, Papa, who's calling me? I'm your son. Hello, I am a fairy. Hello, I'm the assassin. So now I have the final portfolios to give out. Zoe. Dell'altro gruppo di classe seconda con il tutor Amy. Hello, I'm Amy. I'm from Manchester in England and I was teaching the Orange Group, Group 3, ages 7 to 8. It's been a great week and they can speak really good English. So. Pinocchio, Pinocchio, when you lie, you know we know. What are you doing? I am dancing. She's dancing. We're dancing. You are not dancing. I like dancing. You are good. Pinocchio, Pinocchio, when you lie, you know we know. You are dog. I am Cat Meow. I am Peppa Pig. Hello, my name is Dee. I'm from Ireland and I had the pleasure of working with the Red Group this week. I hope you enjoy our show.
were 9. They took Ginocchio into the forest. In the forest, they met the 3 wolves. Hello, Pinocchio. How are you today? What are you? Somebody help me. I am the big fairy. This is my magic wand. I will help you. Hi everyone, I'm Azra. I'm from Boston. I had the pleasure to have the Red Group ages 10 to 11. They're a fantastic group. Hi, my name is Veronica. I am Pinocchio. Hi, my name is Davide. I am Pinocchio. Hi, my name is Filippo. I am the Hi, my name is Filippo. I am a boy. Hi, my name is Julia. Hi, my name is Julia. I am a Mina. Hi, my name is Luca. I am a cricket. Hi, my name is Daniele. I am a caparone. Hi, my name is Mattia. I am a boy. Hi, my name is Daniele. I am Lupe. Hi, my name is Luca. I am a spider. Hi, my name is Michele. I am a FBI agent. Hi, my name is You must come with me in the hospital. Why? What's happening? No! Pinocchio's friends. Realize that Pinocchio's gone. Oh no! Where is Pinocchio? Days of the week. 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 Sunday and the Monday, the Tuesday and the Wednesday, the Thursday and the Friday, and then it's Saturday. Hello, my name is Corey, and I'm from Illinois in the United States, and I had the pleasure of teaching the oldest class, Blue Book. Enjoy our show. I'm so happy. I am just eating my father and son. I love eating. Yeah, man, we are in a big trouble. We were swimming when all of the students came to board and parents and stuck in again. I need some milk. Just give me milk. That you must in your life answer today. You must become one of the best racing drivers in the world. No, you can buy my Ferrari because look cool. Let's race! Yeah! Going on? A race. I will win. Pizza man win! To go and buy a lime. To go and buy a
But I didn't buy a lime. Well, what you buy? Instead, I bought bubblegum. Bazooka, zooka, bubblegum. Bazooka, zooka, bubblegum. Bazooka, zooka, bubblegum. Check it out. Down, baby. Down, baby. Work it on now. Work it on now. You know you look so good. You look so good. You know you look so fine. You look so fine. So come a little closer. Come a little closer. You know that you're mine. You know you're mine. Come a little closer. Come a little closer. Know that you're mine. Know you're mine. Siamo arrivati alla fine, è andato tutto bene, abbiamo fatto il nostro show, ringraziamo naturalmente i tutor per la loro impegno, la loro energia, la loro organizzazione e ringraziamo naturalmente First Assistant e naturalmente ringraziamo la gestione comunale per averci dato i locali, la scuola e il San Marino per essere stato presente e aver documentato giorno per giorno le nostre attività e aver dato la possibilità ai genitori di condividere questa esperienza. Ringrazio Rosanna e Maria Antonietta di avermi dato la possibilità per il terzo anno di vivere questa esperienza bellissima in cui si parla l'inglese non in solito modo categorico, perché c'è l'insegnante che spiega dall'altro il bambino segue dal banco, ma si insegna giocando, ballando e cantando e quindi sia una cosa stupenda. Buone vacanze!